Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui, scusatemi un attimo. Scusatemi, non ho acceso la luce. Per il nostro solito aggiornamento bisettimanale, ovvero quindicinale, con tutte le novità degli ultimi 15 giorni e eventualmente le prossime escursioni. Allora, anche oggi sono stato a visitare alcuni luoghi molto interessanti, tra i quali avevo già girato, ma non avevo fatto dei video, l'ospedale Pancrazio, ospedale psichiatrico di Mestre, e poi sono stato anche a vedere altri luoghi dove però purtroppo non sono entrato. Bene, in questi ultimi 15 giorni ho visitato parecchi luoghi molto interessanti, tra le quali 4 opere del Vallo Alpino del Littorio, un'azienda di panificazione, una casa colonica. Queste ultime 2 grazie all'aiuto del carissimo Enrico che mi segue ultimamente nei video, e vi dirò che la prossima settimana tornerà con me il grande e mitico Dante, che finalmente riusciamo ad avere un giorno libero insieme e andremo a visitare dei luoghi molto interessanti, ma per ora non vi anticipo nulla. Bene, questi sono i luoghi visitati negli ultimi 15 giorni. Prossima settimana, vi dicevo, col Dante andrò a visitare dei luoghi molto interessanti. Non vi dico ancora cosa, però potrebbe essere che andiamo a fare una piccola, come si può dire, un controllo, una verifica sul luogo del Monte Venda, che sembra sia di nuovo abbandonato. Se fosse veramente abbandonato, come sembra, andremo a visitarlo, però dovremo mettere le FFP3, delle tute integrali che ci copriranno tutti, insacchettare le scarpe e chiudere il tutto con lo scotch, perché tra amianto e gas radon la zona è molto pericolosa. Però ovviamente non vi so dire ancora esattamente se è come sembra visitabile oppure no, perché tempo fa c'erano i militari, adesso sembra che i militari siano andati via, abbiano abbandonato completamente la struttura, quindi abbiano terminato, non so se la bonifica oppure un trasloco. Molto bene. Inoltre, sempre con Enrico faremo altri luoghi sempre qui vicino, perché lui è molto afferrato sulla zona, visto che per lavoro gira molto in provincia di Venezia e di Treviso, e quindi visiteremo altri luoghi qui nei dintorni, magari luoghi meno interessanti di gigantesche fabbriche o cosa, però insomma abbiamo trovato cose interessanti, molto interessanti. Anche lunedì siamo stati in una casa dove sembrerebbe che il padrone fosse morto, perché c'erano dentro il portafoglio, i documenti che non abbiamo inquadrato per rispetto, comunque, fermo restando che se sono lì i documenti da anni, forse decenni, vuol dire che non ci sono eredi, quindi la casa è proprio completamente abbandonata. Bene, io credo che si possa finire qui, perché alla fine non è che ho molto da dirvi, o meglio, i luoghi visitati li avete visti. In questi giorni il canale YouTube sta ottenendo dei risultati incredibili, ho moltissime visualizzazioni, moltissime, quindi vi ringrazio. Io credo che gli argomenti di questi giorni non siano più interessanti di quelli di 20 giorni fa, però c'è stato un boom da una decina di giorni, le visualizzazioni sono aumentate, anche gli iscritti, e insomma si torna a crescere come io speravo, perché lo spero. Lo spero perché per me è un hobby, una passione, un divertimento, però vedere che quest'hobby, questa passione, questo divertimento è apprezzato anche da voi, per me è motivo di orgoglio. Quindi io vi ringrazio, vi saluto tutti, perché ormai siamo arrivati alla fine di questa diretta. Ci vediamo, ci sentiamo quasi tutti i giorni con i miei video che pubblico quotidianamente. Inoltre, probabilmente adesso vediamo se sabato oppure settimana prossima ci rivedremo, o sabato con Enrico qui in zona, oppure venerdì prossimo con Dante, per vedere dei luoghi abbandonati in Veneto, provincia di Rovigo. Ecco, vi do un indizio, andremo in provincia di Rovigo. Buona giornata a tutti e grazie. Grazie a tutti.